Credo sta arrivando questa qua. Ferma. Ah, arriva la pappa. Ah! In tempo. Le tagliatelle sono quasi pronte. Cosa? Le tagliatelle sono quasi pronte. Un attimo solo, fammi sbadigliare, cioè attacchi subito, cioè nel senso che io entro in casa mia, voglio sbadigliare, voglio E io controllare. ti ho preparato da mangiare e tu mi devi solo ringraziare che ti ho preparato da mangiare. Ma io voglio prima controllare la poltrona, il mio cane, il mio giornale, il mio whisky, il mio Vieni a aperitivo. tavola, vieni a tavola. E la mia, e soprattutto la mia. Buona. E ma cosa c'ha? Piange perché ha fame. Piange perché ha fame. Vedete, ma non piango la bocca, va a vedere? Guarda che disgraziata! Ti Cioè chiedi. io dalla mattina alla sera lavoro per questa disgraziata, vengo, neanche un bacetto e mi urla in faccia! Ma come cavolo funziona, no? Basta? Basta, ti siedi. Brutto, Mangiamo in santa ma- pace per una volta. Ma quale tanta pace! In santa pace, per favore, ti siedi. Ma quale tanta pace? Posso darle da mangiare? Ma poi da mangiare, io entro in casa, voglio vedere la mia poltrona, voglio vedere il mio giornale, il mio aperitivo, io faccio 8 ore di lavoro tutto il giorno per dare da mangiare a te e a quella disgraziata mica da... E io cosa ti dico? Ferma con queste cose te le tolgo. Ma che battaglia che ho E allora preso? io cosa devo dire? Ma... Che mi prometti di andare in vacanza da anni ed ogni estate siamo sempre chiusi in casa. Ma sì, ma... Sempre, l'aumento, l'hai chiesto l'aumento. Ma quell'aumento, domani chiedono un Avevi aumento! detto che l'avresti chiesto ieri, ti avevi detto che l'avrei chiesto oggi. Senti, guarda, non ho avuto tempo e occasione per E non ho parlare avuto con... tempo. per parlare con il mio direttore, poi questa bambina a mano armata che ci fa? È un giochino. È un giochino, quale giochino? Un bastone in mano, ma quale giochino? No, è un giochino. Dai, dammi anche la pistola! Ma a lei piace tanto, vuoi Sì, sentirla? è un piangere? telemanico! Vuoi sentirla piangere? Ti siedi, mangiamo? Mangiamo? Mangiamo! Adesso la mamma ti dà da mangiare, Ti dà la papina. Ah! Che se mangia le buone, mi hai detto? Le tagliatelle. Ah, buone tagliatelle! Boh! E questa disgraziata che non vuole mangiare! Calmo, ma ti pare il caso? E gli vuole dare un po' di birra, no? Deve crescere! No, lei cresce con l'omogenizzato. Vediamo. Questo è il vitello, questo al manzo, al pollo. Varichina. Cosa? La varichina. Ma verichino. Chi ci ha messo qua, Vabbè. Oggi Ma già... dai, che buono! Ma che stai dicendo? Ti sei rincretinito? Stai calmo, posso darle da mangiare? Ma cosa hai Dici detto? da mangiare, non mangi neanche tu. Ma sì, ma dagli quelle pappine schifose! Oggi le do il vitello, che fa tanto bene. Ma quale vitello? Non ci dai il vitello! Sì, Ma dagli il pollo, dagli il pollo! No, il vitello. Dagli il pollo! No, il pollo gliel'ho dato ieri. Non vedi mai il carosello? Dice che bisogna variare il gusto dei cibi. Se dice che Ed è molto carosello... semplice, se ieri gli ho dato il pollo, oggi gli do il vitello. Ah, e dopodomani andiamo alla trota! No, gli darò il manzo. Il manzo? Il manzo. Cosa? Va bene. Oh, ma sei viziato! Oh, manzo, pollo! A me mi toccano due Dai, verdure, Carolina, te la mamma. Mangia! Mangia, dai. Mangia! Mangia. Mangia! Ma maledetto, vai. Vai. Vabbè, fa niente. E mangia, disgraziato! E mangia! Ma ti sei impazzito? L'hai fatta piangere. Ma È cattivo, sì, è cattivo. ma leva Brutto, non so perché mi ci sono finita insieme, però vabbè. Dai. Ma che ne insegna queste parole? Brutto puttana a chi? Le sente sul carosello, ovvio. Ma disgraziata, io ti Su ammazzo! questa bottiglia giù, tu mangia la pappa, dai. Mangia- solo un cucchiaio, mangia dai. la pappa. Dai, non ho mangiato niente oggi, dai. Si pare... Guardami negli occhi!
guardami negli occhi! Tu! Allora, adesso vado a prendere le tagliatelle che sono pronte. Dammi le tagliatelle, veloci, dai! Vado. Intanto Va. cerca di dargli da mangiare più vitelli. Dai, cerco di mangiare il vitello! Sì. E tu che fai dalla mattina alla sera? Non continuare più. Non. Senti! Non fare paura, mangia sta cosa qua, va! Vuoi la varichina? No, è il manzo! Una santa! Apri la bocca! Apri la bocca! Apri questo benedizio! Ma che scroppia! Ma che succede? Ah, ma ti sei impazzito! Ma tu non ci sei proprio a fare coi bambini! Mi Ma fa proprio cadere! zero! Mi fa cadere il cucchiaio quella... Ti fa cadere il cucchiaio, tu non sei capace di tenerlo in mano! Quella babba bubba bubba bubba. Vabbè, mi fa parlare, va! Dai, mangia le tagliatelle, guarda come sono buone! L'odore è quello suo, complimenti! Dai, mangiamo! Mangiamo, buon appetito! Appetito! Che è? Urla! Guarda quella disgraziata per guardare le tagliatelle! Ma che dici? Lei non mangia le tagliatelle! Che? Che lei non mangia le tagliatelle! Non li vedi, caroselli? Non li mangia, però li guarda, Senti, lasciami in pace! Ma guarda che mangiare. prima ci doveva capitare! Lo so, non dire a me! Guarda, l'ho spiegato che sono sposa! No, piantala di dire così! Fai una Disgraziato! cosa, fai una cosa! Cosa? Non lo guardi mai, carosello? Bisogna mostrare come si deve fare, bisogna farli vedere! Quindi, mangia! Fagli vedere come si fa! Cosa devo mangiare io? La pappetta! Io c'ho le tagliatelle davanti, devo mangiare una pappetta! Ma che stanno ricretiniti qui dentro? Ma Fagli noi, te ne sei vedere come si deve impazzita! fare un cucchiaino! Dai. Un cucchiaino! Sì! E allora, perché hai detto che lo sai? Tu quel coltello, subito! E Faglielo mangia! vedere, mangia! Vabbè, mangio, È mangio! buono il vitello! Perché fa lo bene. dice il carosello? È buono! È fatto per i bambini! Mangia! Ma se gli fai vedere che sputi così come lo fa mangiare? Giù questa bottiglia! Giù! Siediti! Stai cretina, mangia! Mangia! Mangia, l'ha detto il carosello, l'ha detto! Mangia sta cavolo di bambina, te la mangi, sì o no? Sono trattati con dolcezza, non si devono aggredire! Ma quella cretino, ma devo darle in casa, ma guarda questa qui, ma che è? È una bambola assassina! Fagliela vedere, i bambini sono come delle scimmie, sì, fammi vedere! Che cosa è? Ma tu che cazzo figlia? Sì, i bambini sono come le scimmiette, devi fargli vedere cosa devono fare, devi fargli vedere... Ma questa non la mangio tanto, ma non la vedi? Ma tu gli fai vedere che la sputi dagli occhi che non la mangia! Ma quando vai, ma Guarda che zitto! la capisce, la offendi così, mangia un po'. Senti, fa una cosa, cos'è? Alcol? No, È alcol? è vino bianco. Fermo! Facciamo un bene per il mondo! No, lasciala stare. Senti, mangia sta cacchio di bambina, qui tocca di frutto, la birra, strafogati, mangia, ubriacati! Io c'ho da mangiare le tagliatelle, dico che si raffreddano! Tagliatelle, non Li mangio le tagliatelle, ma questa qua la sto guardando, se tagliatelle non mangia la bambina! basta, buona. E dopo gliela faccio. Dai. Dai, piccolina e cazzo. Mangiamo queste tagliatelle. Mangia! Mangiamo, Guarda la nuvoletta! Guarda la nuvoletta! La nuvoletta, Non vuoi mangiare? Dammi le tagliatelle qua, Ma donna! dammi- Donna, dammi- dammi le tagliatelle, donna! Allora metti giù quella bottiglia, qua sul tavolo. Metto qua sul Sul tavolo. al centro. No, sotto il tavolo. Al centro. Sotto il tavolo. Al centro. Sotto il tavolo. Allora niente tagliatelle. Sotto il tavolo c'è questa bambina che se Ah, la bambino, vede! le tagliatelle. Dammi! Mangiamo. Guardami negli occhi! Guardami negli occhi! Guardami negli occhi, santo cielo! Non urlare. Per favore. Non urlare, se questo non No, mi hai capisce! fatto venire il mal di testa. Mi hai fatto venire il mal di testa. Basta. Non ce la faccio più. Basta, basta. Vuoi, lo vuoi? Le vuoi? Ma lei non mangia le tagliatelle.
Non vedi il carosello? Non lo vedi mai tu, no? Vero? Non sei mai in casa? Mai. E cosa dice il carosello? Il carosello dice che i bambini sono tassativi, mangiano soltanto le pappine omogenizzate. Non mangiano le tagliatelle, lei le odia le tagliatelle. E me le indica? Ma lei indica perché lei non le vuole vedere proprio, le vuole buttare via, non le vuole. Le vuoi buttare via? Vero, le buttare via? Ciao, le butto io, me la mangia papà. Vabbè, Accendo la TV. accendo la TV. È presente il carosello? Il carosello ha detto che le pappine devi mangiarla tu e io le tagliatelle. Bambini, Oh! crescere sani e forti, mangiate le tagliatelle. Le tagliatelle sono un alimento dei bambini robusti.